Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi, di 24 del mese di maggio 2026. Bene, abbiamo tornato a appuntamento del Catarie, vi assicuro che non è facile, lo hacker, ma gli impegni spiccati, di Saida e che tutto il ramatero di visti TV, e lo mandiamo da innanzi, fino a schivata a tempo, e in particolare salute con un po' per hacker che si è augurata a tutti. La salute. Bene, cominciamo il libro, stiamo preparati, però oggi abbiamo preparato una spaccanova che bisogna di salire di una vita veramente importante, e parlerò già in anticipo, la viti volley, ha colato, è scolato in categoria D, ha vinto la finale che sono Argolia Volley e quindi come amo le squadra di volley in Serie D. Noi abbiamo sperato sul campo adatto per giocare, quindi questo potrebbe essere un appello all'amministrazione comunale, alla provincia e a chi si occupa di questa cosa, perché visti pure a fare un campo del pallavolo adeguato a questa categoria di squadra che si nota e si è costretta a giocare in fuori. Noi si poteva fare che viene qualche modifica a palestra in un bel canacomo, a venire dalla parete di veste verso la campagna, via che la tribuna, ma noi così a misura su campus viene sufficiente. Sto per studiare il problema e comunque questo è un problema che l'amministrazione si deve porre. È il giusto che questa piscina, l'amatore che piscina, la dirigente, l'allenatore, di tutto che vigila in turno di questa squadra, tutto la pestizia scanfato, tutto sono colata a corso, tanta via a sa vittoria, a si andare, così in alto della categoria, e questa via però ve l'hanno fatta, la squadra, la televisione a giocare, a me mi dispiace che non potrei dare la diretta, ma io più impegno, già piccato se non poteva lasciare. E quindi il BTTV non ha potuto trasmettere la diretta, come non ha potuto trasmettere la diretta su recita, no, Mugaia, o questa prestazione artistica del Sinnos o di Giovanni Carroni, vabbè, insomma, tutto non si poteva fare, che la sente nella chi aiuta, poi però hanno la chi a aiutare non vesti, insomma, perché a capo tutto in forza al mea. Bene, andiamo da innanzi, diamo un'ocratella, sa solita cosa, de Saida, ecco, cominciamo sempre da come si presenta Sadia, si presenta Bella, che a Edi, si fa tutto manco, con le preno, tutto da lì, a canto pare, per tutta la vanno, pare che non era regali, ecco, una della videata. E dimos, interrogamo su Taravallo, oggi è domenica, che sono le preno, tutto canta, Sadia. È crasa uguale che a oggi. Bene, e quindi ecco la toccamento, insomma, serie D. Ecco, si squadra nostra, tutto in posizione, che si accoppa in dainantesi, e l'allenatore chi abbraccio graziato, lo può cantare questa vittoria e questo risultato, ne siamo veramente mannino, complimenti, complimenti, complimenti. Bene, sul risultato si è stato 3-2, ma badate bene chi sul primo set l'ha vinto da BT Volley, quindi viene a sia che è fatto dopo sul volley dell'Arbolia non serviva più a nulla, perché ormai ha vinto 3-0 in bici e viene a Narbolia, per esempio in N 3-2 sulle vesce commente poi hanno perduto, non ficolata manco di categoria, perché Zapite voleva vinto 13-0.
quindi già dai sul primo set io chi ha sa vittoria in mano. Poi la partita è stata comunque vittoriosa, 3-2 è stata, ma insomma questa spizzina veramente onore manno, cosa vita e grande merito a si squadra allenatore, dirigente e realmente usava di avanzamento da parte dei vizi TV. Andiamo a terasa novas e vabbè sempre si informativa sempre su ufficio postale che nada qui da salire 28 di questo mese fino a sulle che 9 del mese che entrata l'ufficio sono tancato lo capite ben fatto travaglio. Bene, numero da innanzi io non sono previsto il volo so, adesso aeroplano dessa INGV, però poi a comunicare se basta astero il volo nuovo. Bosamento l'appuntamento del 29 e 30 di maggio in bici, poi tour della salute, giro della salute, prevenzione in sei strada, in cammino, insomma, ecco, andiamo dai veste screening della mammella, screening della cervice uterina, screening del colon retto. Poi vamos alla presentazione del suo libro di Roberto De Rio, 29 in Ertila, a Sassese, di ortaggi interveni Antonio Moroni e poi Luciano Pilas e poi concludete Sautore. Vamos poi su torneo del calcio giovanile, poi Sportivo Abitese, su Duo de Lampata, categoria Pulcini, primi calci esordienti piccoli amici. Lo duro purtroppo este vestiti vostri impegnata a manifestazione del Casteggio, quindi a essere difficile trasmettere in diretta questo evento. L'Unione Sarda, prima pagina, spiagge dell'isola, la stagione del numero chiuso, posti alla Pelosa, Stintino, già esauriti fino al 25 giugno, dove praticamente come si paccata, il numero tancato, tutto esaurito fino al 25 giugno alla Pelosa, Stintino, ingressi ulteriormente contingentati a Punta Molentis, Villa Simiu, QR Code, Calaluna e a Golorizze per verificare gli ingressi. La stagione del mare nell'isola si apre all'insegna di controlli e numero chiuso in tutte le spiagge più belle. Sequestrati e picchiati, i soldati israeliani ci hanno sequestrato e picchiato, ma ricordiamoci che questo ogni giorno da 20 anni in una guerra genocida succede ai palestinesi. Il sardo Gianfranco Frongia, 51 anni, ha guidato da comandante le imbarcazioni della flottilla abbordate dalla Marina di Tel Aviv. Poi noi che abbiamo Solinas, noi se bisemolo, con questo slogan il segretario del PISDAZ ha unito ieri alla fiera centinaia di simpatizzanti. Regione, i conti del CNA per le imprese sarde, Ormuz danno da 10.000 euro, dalle lavanderie ai tassisti, dalle gelaterie ai forni, è lunga la lista delle piccole e microimprese colpite dai rincari del carburante imposti dal blocco dello stretto di Hormuz. Uno studio della CNA quantifica gli extracosti in 10.500 euro per le ditte sarde già penalizzate dall'insularità. Intanto il Cagliari può rovinare la festa al diavolo, cioè a su Torino, America's Cup, tutto esaurito per Luna Rossa, tanto sono solo spettatori che sono ascoltando. Bene, 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 bene. Intanto noi che abbiamo sul QR code, sul giornale, potrà mettere su video dessa nuova a chi vede in data, è una bella cosa, questa complimenti a Unione Sarda. Andiamo da Nuova Sardegna, voli
Oriente e Australia, la scommessa dell'isola. Trasporti aerei, l'assessore Cucureddu in missione a Shanghai. I collegamenti, dopo New York, ecco Dubai, i primi turisti atterrati ad Olbia. Solina scalda i sardisti, Moro non si presenta. Cagliari vince con la vela, tempesta in mare, viaggio da incubo, Porto Torre Stolone. Dal banditismo agli scandali, vi racconto racconto la mia vita spericolata. Questo è Antonello Zappalli. La mia Sardegna, il fotoreporter Antonello Zappalli. Bene, cominciamo questa nuova giornata di Accurzu, della provincia di Nuoro, 20 studenti premiati all'Avis, grande successo al Teatro Eliseo del concorso Rinalato. Una grande partecipazione di ragazzi ha caratterizzato l'altro ieri al Teatro Eliseo di Via Roma la cerimonia di premiazione del concorso Rinalato. L'Avis Scuola di Vita, il titolo del suo concorso, con ben 20 classi terze degli istituti comprensivi del territorio. Il tutto in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo, spiega Roberta Poddi, che è presidente dell'Avis provinciale di Nuoro. Valori della solidarietà, del dono e della cittadinanza attiva, temi da sempre promossi da Avis. Presenti anche il presidente della provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, e per l'amministrazione comunale di Nuoro la vice sindaca Natascia De Murtas. E quindi tutto il dedicato questo allora intanto mi ti presento colleghiamo, ecco, presidente della commissione, continua la presidente, allora Pamela Giorno, che con grande emozione, poi Pamela Giorno che con grande emozione ha ricordato la figura della madre Rinalato, sottolineando come il modo più bello per custodirne la memoria sia mettere in pratica ogni giorno i suoi insegnamenti e i valori che ha trasmesso. Un messaggio forte e sentito che ha accompagnato l'intera giornata e che sicuramente oggi avrebbe reso orgogliosa e felice Rina Pisemo. Siamo assolutamente d'accordo, una figura veramente importante, questa di Rina Lato. Lamentiamo che in dolo manno che mancata, ma chi impiegare di avere abito in vizi una persona di questo calibro, di questa statura. Andiamo a Ossana, in Ossana Battanneo, dopo Susini, con che è stata arrestata agli arresti domiciliari, resterà candidato su Sabba e Mistero. Franco Sabba, sindaco ai domiciliari, ipotesi di reato, tentata concussione, rinuncerà alla candidatura o andrà avanti, il mistero resta, così come la consegna del silenzio. Al consorzio l'intera comunità è sul chi va là. La gente non sa cosa pensare. Quello che sta succedendo ha sorpreso tutti. C'è comunque tanta solidarietà attorno a Franco Sabba, ma allo stesso tempo tanta preoccupazione. Don Pietro Borrozzo, parroco del paese, cerca di dare una risposta ai tanti interrogativi e al dramma di chi sta vivendo questa vicenda. Non ho letto le carte, ma osserva, credo che non si possa fare una cosa del genere nel periodo vicino alle elezioni. Vabbè, insomma, non è una valutazione dell'AIA, la nostra selezione protegge dare sosato della magistratura. Mostra omaggio a Corriga e Pillonca, intende da Paolo Pillonca, ispirata al pittore e al giornalista. Oggi l'inaugurazione, arte, amicizia e impegno civile si incontrano al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. Antonio Ortiz e Shagu di Azzara, oggi alla
alle 18 sarà inaugurata la mostra Arte, Paolo Pillonca e la virtù dell'amicizia, un progetto espositivo che mette al centro il rapporto tra arte, cultura, amicizia e responsabilità civile. Ne siamo contenti che Paolo Pillonca merita di essere aumentato, quindi insomma che sa statura che ha dato lui seduto. Le vele di Roberto Tirano prendono il largo, il trofeo dell'America's Cup porta la sua firma. Dalle montagne della Barbagia al mare di Cagliari, con le opere di ferro forgiate in bottega, vi confesso che provo una grande emozione. Vuol dire che ho fatto le scelte giuste. Eppure qualcuno ami come un adesso il rettore anarchico ha nato ha osservato error verso e vabbè insomma potete essere ma parecchi error verso non sono cosa maggior parte della gente. Se penso alla prima vela che ho creato nel lontano 2008 ad oggi, vedo la mia opera sopra quel cubo bianco con il logo Louis Vuitton 38 America's Cup, presentata in Mondovisione. Beh, vi confesso che provo una grande emozione e un pizzico di soddisfazione per le scelte che ho fatto in questi ultimi anni senza farmi condizionare. Roberto Tirano era raggiante e ancora a Cagliari ha davanti il mare aperto e quel trofeo, quella vela blu nata in una piccola bottega in Barbagia a Nuoro, lontano dal mare, si commuove. Mi fa capire che la strada che ho scelto di fare nel 2004 era quella giusta, lasciando ciò che mio padre Silverio mi aveva insegnato per fare altre cose. E vabbè, complimenti a Tirano. Pisdas diviso verso un nuovo congresso. In centinaia al Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari per un raduno degli iscritti. Notate bene, il titolo è in centinaia, cioè a che comprendere chi non ne metta, però a me che mi pare che Kentu, in centinaia annata dai Kentu a 999 e normalmente quando si tratta del partito o del sindacato ne si narra in mille in mille riuniti al palazzo eccetera eccetera. Invece quando si tratta del partito insomma chi non ha santos in paradiso si tratta del Kentu, la differenza è sicura, centinaia che ne narra Kentu come te potete narrare 999, ma vabbè. I problemi ci sono. Oggi gli iscritti al PISDAS critici verso la segreteria si incontrano dal Gosolo, ma Cristian Solinas vuole andare avanti e rilancia. La stragrande maggioranza delle sezioni dei consiglieri nazionali chiede la convocazione di un congresso straordinario che ci consenta di ritrovarci tra sardisti, di discutere anche le diverse posizioni per trovare finalmente una sintesi positiva e dare una nuova legislazione ai nuovi organi che devono affrontare una stagione politica importante. Ha detto ieri al congressi della Fiera davanti a centinaia di simpatizzanti chiamati a raccolta per noi di Semolo. Noi ci siamo, assemblea convocata dall'ex governatore perché il Pisdastro non celebra solo i propri compleanni ma è un soggetto attivo nella vita politica sarda che in questo momento sta portando avanti un lavoro di rigenerazione interna ed esterna e vuole riconoscersi innanzitutto con i sardi. Le date ipotizzate per il congresso sono 18, 19 e 20 settembre. Va bene, va bene, va bene. A Tobio con il presidente Moro e oggi ad Argosolo l'altra assemblea. Gli assenti eccellenti all'assemblea ufficiale saranno oggi ad Argosolo. L'appuntamento è all'auditorium a partire dalle 10
per Satobius sardista. Iniziativa convocata prima della manifestazione che si è tenuta alla Fiera di Cagliari. Farà gli onori di casa il sindaco Pasquale Mereu, Mereu allora, Pasquale Mereu, anche nella sua veste di portavoce del Comitato per la Partobello 24. Presenti 7 ex segretari firmatari della lettera che critica duramente la segreteria Solinas: Efisio Pilleri, Lorenzo Palermo, Giacomo Sanna, Silvano Cadori, Giovanni Colli, Efisio Trincas, Giovanni Columbo, e il presidente del partito ed ex assessore ai trasporti della Giunta Solinas, Antonio Moro. Obiettivo dell'incontro, scrivono gli organizzatori, il rilancio del Piedaz e il futuro del Sardegna. L'iniziativa nasce dall'esigenza di rimettere al centro il protagonismo e la riorganizzazione del partito, il rapporto con i territori, la partecipazione politica, il coinvolgimento delle giovani generazioni e la necessità di costruire una presenza sardista credibile, radicata e incisiva. Va bene, vado innanzi. Luna Rossa vede la finale, battaglia con i neozelandesi, io non so schinghe sempre, questo neozelandese è sempre American Cup, giovani e donne del team italiano primi in classifica, oggi le ultime 2 prove per definire le 2 candidate, cioè la Schiana deve poi essere mano Lacheni in Sardegna, Lacheni in Napoli, una ramitura, che deve spiccare tutto canto attorno a Napoli. L'elettrodotto divide comune eterna, Magana di Santa Teresa, l'amministrazione tempi brevi e una fideiussione di 2 milioni. Terna chiede lavori urgenti a Arena Bianca per un guasto. L'isola rischia il blackout. E vabbè, ma come posso cosa che si ha che un comitato no, non manca mai. Andiamo su Castello, in sport, il Cagliari a San Siro prova a chiudere in bellezza con il Milan. Un attimo che mi sono dimenticato di porre il microfono in posizione, ma la gente ne assumatesse. Oggi è la partita Milan, un attimo, ecco qua, Milan Cagliari a 20:45. Arbitro veste guida, vabbè, quindi il Dimus come andando a finire besteso Milan che arrivare carico mi pare che siete in gioco la Champions League pro su Milan. Andiamo da Nantes, ecco qua, il volo di aereo da Sardegna che abbiamo visto arrivare da New York e come una rata Cucuredo l'assessore i nostri obiettivi Oriente e Australia. Cucuredo, l'isola di moda tra i turisti stranieri, cioè noi essendo pure Dubai, eccetera, eccetera, tutto questo. I scollatoio come la Sardegna diventa una meta turistica proponibile. Manca l'assessora narrata tranne Istanbul pronte le nuove rotte tranne Istanbul e in Istanbul appunto vamos sul problema della scrivere medio orientale. Solinas rianima i sardisti, oggi i frondisti ad Orgosolo. Le curiosità, il giovane, i forfait e la rivista. Il ragazzo prodigio si chiama Michele Porcula, poco noto, ha 23 anni, è un dirigente dei giovani sardisti e nel suo intervento di saluto, pur esprimendo considerazioni generiche sulla necessità di avere un partito unito e aperto ai giovani, ha colpito per la posa da politico consumato che ha mostrato. Pause, scelta delle parole, gesti, tutto perfetto. Molte persone che hanno il triplo della sua età
non sono in grado di dimostrare le stesse capacità oratorie. Assente giustificato Michele Zuddas, uno dei padri della Patobello, che avrebbe dovuto intervenire sulle servitù energetiche, tema diventato identitario per i sardisti. Solinas ha rivendicato tra i punti qualificanti della sua azione di governo l'opposizione al decreto che prevedevano nuovi impianti alle rinnovabili. Assente giustificato Antonio Moro, il presidente del partito, non ha spiegato la sua assenza, ma ha detto che oggi sarà ad Orgoglio all'assemblea dei frondisti. Il futuro, il solco, la storica rivista sardista ha ripreso le pubblicazioni. Ora online, l'editore Alberto Contu punta a farla uscire anche su carta. Questa iniziativa fa parte, insieme alla scuola di formazione e allo svecchiamento della classe dirigente, delle iniziative messe in campo per costruire il futuro del partito. E va bene. Primo volo a Dubai che fa zig-zag tra gli spazi aperti di Siria e Arabia Saudita. Questo è sempre da Olbia. Inaugurato il diretto Cagliari-Salisburgo, viaggi settimanali per la città di Mozart. Sequestri, Mesina, Colombia, la mia vita un po' spericolata. Il fotoreporter Antonello Zappato si racconta tra scoop e privato. Attilio Cubedu, Rubannito, inutile cercarlo, è stato ucciso alla fine degli anni 90. E quindi Attilio Cubedu non bespruso. La vera rockstar della fotogiornalismo italiano, divisivo e spericolato, sembra uscito da un romanzo criminale degli anni 70, ma con le scarpe impolverate di Barbagia, nato a Pattada nel 1957, figlio d'arte del giornalista Rai Mario Zappato, Antonello ha fotografato mezzo secolo di storia italiana. È sempre vicino al punto in cui le cose accadono. Sequestri di persona, banditismo, latitanti, processi e scandali internazionali. Nel mezzo c'era sempre lui. Andiamo da innanzi. Carburanti, mini tagli nelle accise. Un pieno costa 6,1 euro in più. L'allarme del CGA, la spesa per l'autotrasporto cresciuta di 2,1 miliardi. Andiamo da innanzi. Trump, politica internazionale, Unione Sarda, Iran, Trump annuncia negoziato l'accordo, riapriremo Hormuz. Il presidente USA, ho già parlato con i leader del Golfo e Netanyahu. Cioè, no, che non si comprende come si schitta da Trump, sicuramente è in fase di depressione assoluta, che in pratica tutto ciò che ha fatto non ha azzeccato una, non ha risolto in 24 ore come nella IATA la questione ucraina e non ha risolto nessuna di queste cose che ha toccato. Un vero battile totale internazionale. Noi immobilizzati e picchiati e il medico israeliano a Gaza. Sono praticamente ho reso conto di questa criminalità che chieste governare Israele e che insomma hanno mazzucato sente chi infatti un'azione dimostrativa può ponere il problema del Gaza chi prima ite sempre non si dice sul giornale come è sparita che abbattate lo problema sul giornalismo il fattugai e del resto non è la gruppa sul giornalista la gruppa del sazzente chi si sposta
da un interessamento a satiro. Ero nel capannone dei pestaggi, testimone, l'olbiese Ilaria Mancoso, Parigi, bandisce Bengivir. Bengivir è il somministro che tinie, ridenne e brullanne sopra dessa dolore e dessa sofferenza, desso satiro, desso schini, e sa flotilla. Andiamo all'ultima pagina, Trump, l'accordo sull'Iran o un attacco che lo spazzi via. Poi vabbè, si è tornata a spostare la data, anche su ultimatum, su penultimatum, su tre ultimatum e così via di seguito, proprio veramente come tapponato prima, mi ripeto, uno battile totale. Teheran pronta a concessioni, Washington studia la bozza. E va bene, andiamo a terminare, la novela de hoy, che si sigla de tancatura de Itenovasa, e quindi non damos torna appuntamento a casa a Samate Sola. Intanto torniamo un saluto da chi ha salutato, Ciriaco Dui, grazie Ciriaco, torniamo un saluto King Core e torniamo a bocchinare a fine trasmissione. Forza Bitti Volley, come querimolo, sul campo per poter giocare. A menso il vedere e buona a tutti da Vizi TV. Adioso e menso la casa.